popolari venete, associazioni dei risparmiatori con gli occhi puntati su Roma, dove si riunisce il Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno il ristoro dei truffati. Nuovo sopralluogo stamane del Presidente Zaia e dei vertici ANAS al cantiere di Ponte della Priula, conservata la struttura esterna originale che copre un'anima d'acciaio, all'apertura a giugno. Ruba un'auto, esce di strada e finisce contro lo storico ingresso di Villa Margherita Treviso. Il giovane poi tenta di scappare a piedi ma viene fermato dai carabinieri. La Guardia di Finanza di Vicenza sequestra centinaia di prodotti tra capi d'abbigliamento, cinture, portafogli, orologi di note griffe, tutti contraffatte. 3 le persone denunciate. Cartagli appesi fuori dagli ascensori che invitano ad utilizzare le scale. L'iniziativa voluta dal governatore Zaia, non è escluso che si arrivi ad un provvedimento legislativo ad hoc. Vandali hanno smontato un muretto a secco dell'eremo di San Bovo a Pove del Grappa per farci un'improvvisata focolare per Pasquetta. Hanno così attentato ad un patrimonio dell'umanità UNESCO. Drammatica la scena che si è trovato davanti un veterinario di Camisano Vicentino. Un giovane si è presentato con il suo cane ferito da una freccia che gli aveva trapassato il collo. L'animale è stato salvato. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque il giorno della verità per i risparmiatori delle ex popolari venete. Pochi minuti fa è iniziato il Consiglio dei Ministri a Roma, sul tavolo proprio il ristoro per i truffati. Un barlume di luce e la fine di un lungo tunnel? Forse sì. Il fondo indennizzo risparmiatori è sul tavolo del Consiglio dei Ministri, che si è riunito oggi poco dopo le 6 di sera. La guerra politica tra Lega e Movimento 5 Stelle scuote il governo, dove il tanto atteso fondo non dovrebbe finire in pancia al decreto crescita, ma potrebbe essere discusso a parte con un decreto ad hoc da convertire in legge entro 60 giorni. Che sia la volta buona a seguito di tutti gli impegni, di tutta la politica, di tutto il governo, di tutti i ministri. Ecco, noi come tanti risparmiatori attendiamo la buona notizia e ci auguriamo finalmente sia la volta buona. Tutte le forze politiche hanno assicurato massimo sostegno perché il fondo di indennizzo venga attuato il prima possibile. La via sarebbe quella del doppio binario proposta l'8 aprile dal Premier Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria. Una soluzione promossa quasi all'unanimità dalle associazioni dei risparmiatori. Dunque il decreto atteso entro la mezzanotte di oggi dovrebbe dare il via libera ai risarcimenti diretti senza arbitrato per chiunque abbia un reddito inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro, una condizione che riguarderebbe il 90% dei risparmiatori. Il restante 10% sarà rimborsato con un arbitrato semplificato attribuito a una commissione di 9 esperti istituita dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Arbitrato che comunque è necessario per distinguere chi è stato truffato e chi no, e le vittime del crack delle banche popolari non hanno problemi a sottoporsi a eventuali controlli perché assicurano possono dimostrare il danno subito. Avete paura dei controlli? No! Così questa sera dovrebbe vincere la posizione del Premier Giuseppe Conte, che con la Lega punta a chiudere il prima possibile per una soluzione ampiamente condivisa dalla stragrande maggioranza delle associazioni. Non da tutte, come avrebbe voluto Luigi Di Maio, ma bloccare il provvedimento perché una minoranza non concorda sarebbe ingiusto verso tutti gli altri, anche perché le associazioni possono tutt'al più avere un ruolo consultivo. Le scelte però spettano al governo, che se ne deve assumere tutta la responsabilità, senza alibi. Nuovo sopralluogo questa mattina del governatore Zaia con i vertici di ANAS al Ponte della Priula di Susegana in provincia di Treviso per verificare come proseguono i lavori di restauro, ormai al termine a giugno infatti la riapertura. Ci devo andare a piedi e farsi una foto in mezzo al ponte. Pensate, è una roba unica, no? Io c'ero, no? Faremo le magliette, ho scritto io c'ero, ma guardate, è una roba storica, quindi l'idea è quella di fare una giornata dedicata ai venditi e poi il pomeriggio sera di quella domenica si aprirà e inizierà la circolazione. Il governatore Zaia immagina così la giornata inaugurale del nuovo ponte della Priula rimesso a nuovo. A giugno la riapertura, il presidente del Veneto auspica una prima parte della giornata con la struttura a disposizione solo di pedoni e biciclette per poi lasciare via libera ai veicoli.
Nuovo sopralluogo stamane sotto la pioggia di Zaia con i vertici di ANAS per vedere da vicino come proseguono i lavori che si avviano ormai alla conclusione. Quello che verrà restituito ai cittadini sarà un ponte nel ponte con un abito d'epoca e un'anima nuova d'acciaio, ha spiegato il governatore. Che quello che vedete è un recupero storico, sicuramente l'estetica è quella originaria, le strutture sono quelle originarie, però immaginate, ditelo ai cittadini, che lì sotto c'è un ponte fantasma tutto in acciaio, perché non lo si capirà, perché non lo si vede. Il vecchio ponte è stato svuotato, la parte superiore degli archi è stato poggiato un nuovo ponte in acciaio. Una struttura che prevede anche la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale. Abbiamo fatto una nuova sezione stradale con 2 corsie da 3,75 m e 2 piste ciclopedonali da 1,60 m, una per ogni lato. Contemporaneamente alla riapertura del ponte verrà smantellata la viabilità alternativa del bypass Bailey. Il presidente della provincia, Marconna, auspicando che il prossimo cantiere per la ristrutturazione di un ponte sia quello a Vidora, ipotizza che il bypass possa essere installato proprio qui durante i lavori. Viene smontato, ma come diceva prima il presidente Zaia, potrà essere riutilizzato in altre occasioni, dipende dall'occorrenza. A Vidora per esempio? Non è detto, vediamo come va il monitoraggio. I cittadini di Susegana e dei comuni limitrofi attendono da maggio dello scorso anno la riapertura di questa importante infrastruttura. Ti rendi conto di quanto importante è una cosa quando viene a mancare, ha sottolineato il vice sindaco di Susegana, facendo riferimento allo scorso autunno quando a causa del maltempo venne chiuso anche il Bailey per quasi 2 settimane. E di fronte ad un'opera che torna a nuova vita si pensa ad altri progetti come quello della Venezia-Monaco. È strategico, però è altrettanto vero che il dibattito col territorio va affrontato, nel senso che non si possono calare opere sui territori così delicati e così, come si può dire, vincolati come quello che è il patrimonio dell'umanità e quindi Dolomiti UNESCO. La cronaca adesso: ruba un'auto e finisce la corsa contro lo storico ingresso di Villa Margherita a Treviso e tenta di scappare a piedi, ma un giovane 23enne viene bloccato dai carabinieri. Una folle corsa con un tasso di alcol nel sangue di 1,52. Un 23enne di origini brasiliane ha rubato un Alfa Romeo Stelvio a Carbonera e poi si è diretto verso Treviso. Ha percorso Viale Fellis e poi ad un tratto ha sbandato e dapprima ha buttato giù una fermata del bus, poi è finito contro uno dei cancelli di ingresso di Villa Margherita. L'auto ha terminato la corsa dentro un fossato. Non contento, il ragazzo ha tentato la fuga a piedi, ma a dare l'allarme è stata una guardia giurata che ha allertato i carabinieri. Il 23enne è stato fermato poco dopo da una pattuglia dell'Arma. Il danno è ingente. Un danno enorme, io ringrazio gli uffici perché già da questa mattina erano al lavoro per ripristinare sia l'illuminazione pubblica, perché è stato abbattuto anche il lampione, è già stato ripristinato, ma c'è un danno enorme nella recinzione nel cancello d'ingresso di Villa Margherita. La stima indicativa è di oltre 20.000 euro che temo ricadrà ancora una volta sulle tasche dei nostri cittadini trevigiani, a meno che questa persona non abbia un'assicurazione, ma qualche dubbio mi viene. Tra l'altro il giovane, prima di prendere la Stelvio, aveva rubato un'altra auto, un'Honda Civic a Treviso, in via Castello d'Amore, e si era già schiantato contro uno spartitraffico a Carbonera. La sua nottata è terminata a Villa Margherita. Il sindaco Mario Conte: la nostra priorità è sistemare il danno di uno dei luoghi simboli di Treviso, ed intanto il primo cittadino pensa anche alla sistemazione e valorizzazione della villa stessa. Ho già un paio di progetti sulla scrivania qui in municipio, perché comunque è una villa molto attrattiva che fa gola a tante belle realtà della nostra città. L'obiettivo è quello di dargli uno scopo e nei prossimi mesi definiremo quale sarà il percorso per poterla valorizzare al meglio. Qualche idea il sindaco già ce l'ha. A me piacerebbe per esempio che Villa Margherita diventasse la casa dei prodotti tipici locali, piuttosto che un luogo adatto ad ospitare anche ordini professionali. Tante sono le soluzioni sul tavolo, valuteremo insieme ai protagonisti del territorio quale strada percorrere per poter valorizzare al meglio la villa e il suo parco. I carabinieri di Spinea hanno arrestato un cittadino straniero pluripregiudicato, clandestino e ricercato.
Un tunisino 35enne senza fissa dimora, ricercato per false attestazioni di generalità personali plurime, è stato arrestato dai carabinieri di Spinea il giorno di Pasquetta. Durante una serie di controlli, insospettiti da un veicolo che faceva la spola tra il centro e Oriago di Mira, i militari hanno controllato l'auto con 2 tunisini a bordo. Erano senza documenti e già noti alle forze dell'ordine. L'autista era stato arrestato nel 2013 perché sospettato di tenere le fila di una piccola ma fiorente rete di spaccio attiva in Riviera del Brenta, mentre il passeggero, ben conosciuto dai militari di Spinea perché sottoposto ai domiciliari. Al termine degli accertamenti, i militari hanno scoperto che il 35enne era ricercato e, segnalato all'autorità giudiziaria, è stato portato in carcere dove dovrà scontare una condanna di 1 anno. Borse, scarpe e capi d'abbigliamento, tutti con marchi contraffatti. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Vicenza in 3 diverse operazioni tra Arzignano e proprio Vicenza. Operazione della Guardia di Finanza per il contrasto ai traffici illeciti, sequestrati centinaia di capi d'abbigliamento ed accessori contraffatti in 3 distinte operazioni tra Arzignano e Vicenza. A finire nelle maglie degli uomini della Fiamme Gialle un cittadino extracomunitario notato che si aggirava per il centro di Arzignano con un grosso zaino, al suo interno capi recanti marchi contraffatti di note e case di moda. Nell'abitazione dell'immigrato sono stati poi trovati nascosti oltre un centinaio di articoli con applicati oltre 200 marchi e etichette risultanti sempre contraffatti. Sempre nella città del Grifo, la Guardia di Finanza in una stazione di servizio ha invece controllato l'auto di un soggetto, trovandove nel sedile posteriore stipati in borse di plastica, anche qui numerosi capi d'abbigliamento di note griffe di moda, ma falsi, 60 i pezzi falsificati sequestrati per un totale di 240 marchi. A Vicenza invece i controlli si sono concentrati all'interno di un esercizio commerciale, sono stati trovati oltre 100 articoli di moda, scarpe e cappellini risultati con loghi e marchi ed etichette falsi. L'approfondita poi perquisizione portava al rinvenimento di oltre 800 articoli di vario genere non conformi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti. Il tutto è stato posto sotto sequestro e i 3 denunciati per commercio di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione. Incidente sul lavoro questa mattina nella Bassa Padovana. Infortunio sul lavoro martedì mattina alle 8:15 a Santa Margherita d'Adige, nella Bassa Padovana. Un operaio 42enne, dipendente di una ditta che lavora nel campo metalmeccanico e residente a Baone, è rimasto incastrato nella macchina dove stava lavorando. A portare i primi soccorsi i colleghi che hanno messo in atto tutte le manovre per liberarlo dal macchinario. Da Padova intanto è arrivato l'elisoccorso che ha portato il lavoratore all'ospedale Uganeo, dove è ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri della locale stazione e gli uomini dello Spisal. Catturato al suo rientro dalla Francia un ladro di 26 anni che nel Trevigiano, a Mogliano per esattezza, in poco più di un paio d'anni ha compiuto 12 furti in negozi e in studi professionali. 12 colpi tra il giugno del 2016 e il gennaio di quest'anno, compiuti senza neppure l'accortezza di coprirsi il viso o rendersi in qualche modo irriconoscibile. Sono quelli contestati dai carabinieri a un 26enne italiano di origini marocchine nella zona di Mogliano Veneto. L'hotel Villa Stucchi, un negozio di toilettatura per cani, una cartoleria, anche il negozio di scarpe Pittarosso, alcuni studi professionali. Questi gli esercizi presi di mira e da dove sono stati sottratti a più riprese contanti, circa 2.000 euro e 2 computer. Nei giorni scorsi i carabinieri lo hanno arrestato eseguendo un'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso. Quello che risalta è, come diceva anche il GIP nell'ordinanza, l'eccessiva spregiudicatezza del soggetto, il quale non si faceva scrupolo, pur essendo conosciuto, a entrare nottetempo negli esercizi commerciali o nelle strutture ricettive oppure in esercizi professionali e a sportare denaro o altri beni che trovava all'interno. Questo nonostante fosse tra l'altro conosciuto, come dicevo, e anche sottoposto a un avviso orale. Sono stati proprio i filmati delle telecamere
telecamere di videosorveglianza a incastrarlo. I carabinieri erano a conoscenza della sua identità da tempo, ma il 26enne residente a Mogliano e che a settembre era stato condannato per un furto di monopattino in un altro negozio ancora, aveva intanto trovato rifugio all'estero e per questo non è stato facile catturarlo. Il soggetto recentemente era andato in Francia dove lavorava come cameriere e approfittando delle vacanze pasquali siamo riusciti a rintracciarlo nuovamente sul territorio di Mogliano e a trarlo in arresto in ordine di carcerazione. Il presidente del Veneto Zaia lancia una nuova iniziativa, usare più le scale e meno gli ascensori. L'ascensore è un grande segno di civiltà perché poi aiuta chi ha difficoltà motorie, però dall'altro ci sono molti cittadini che hanno possibilità di fare le scale, per questo motivo vogliamo incentivare come Regione l'utilizzo delle scale e non degli ascensori. Questo aiuta la salute e aiuta tutti noi a essere più in forma. Questa è la nuova battaglia del governatore Luca Zaia, favorire l'uso delle scale al posto degli ascensori. Mi immagino, ha detto il presidente Zaia, una norma che imponga sulle porte degli ascensori degli edifici pubblici un cartello sui quali va scritto non che nuoce alla salute, ma semmai che sarebbe meglio prendere le scale. Diverse ricerche, infatti, accertano che fare 90 scalini al giorno sia un ottimo allenamento. A trarne beneficio, oltre al fisico dei veneti, anche la sanità regionale, che vedrebbe un miglioramento dei suoi conti con cittadini più sani. I padovani, che in questo periodo si stanno preparando alla maratona, sembrano promuovere questa iniziativa. Le scale a piedi? Sì, certo, fa più movimento. Vengo, sì, sono d'accordo. Le scale fanno bene al cuore, verissimo, ho sempre saputo. Però non sempre le gambe rispondono. Sì, confermo anch'io che è meglio usare le scale, si fa più movimento, per me è meglio. Ci si tiene più allenati? Sì, si tiene più allenati. Oddio, dopo se uno ha la gamba prendi l'ascensore. Beh, secondo me sì, perché comunque sollecita il movimento e fa bene un po' a tutti, no? Perché no? Si fa del movimento con un po' di prudenza. Parliamo adesso del virus West Nile che tanto ha preoccupato nel corso dell'estate 2018 e proprio alla luce di quanto accaduto questa volta si parte prima del previsto con le azioni di prevenzione da mettere in campo. Il virus West Nile ha tenuto in appressione la scorsa estate, provocando nella nostra regione 257 casi, di cui 64 nella grave forma neuroinvasiva, con 18 decessi, tutti di persone anziane con gravi patologie pregresse o deficit immunitari. Ecco perché la Regione Veneto e tutte le parti coinvolte hanno deciso di attivarsi per tempo. È stato anticipato di un mese l'intervento di disinfestazione quest'anno rispetto all'anno scorso, proprio perché si è fatto tesoro di quello che l'anno scorso è successo. Quindi, siccome si è visto che rispetto agli anni passati era stata anticipata di circa un mese, diciamo, la prima rilevazione di casi di malattia, abbiamo praticamente quest'anno anticipato di un mese i trattamenti. Ecco dunque come comportarsi. Le cose da fare sono diverse. Si parte con l'eliminazione delle raccolte d'acqua, si fanno i trattamenti larvicidi e adulticidi dove non è possibile eliminare le raccolte d'acqua e ci si protegge dalla puntura della zanzara in tutti i modi possibili, quindi con mezzi meccanici ma anche con mezzi, diciamo, diversi, che sono per esempio le creme antipuntura che vengono utilizzate per cospargere sulle parti scoperte del corpo nelle ore serali e nella prima mattina. Adesso ci separiamo per pochissimi istanti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta. Vandali hanno smontato un muretto a secco all'eremo di San Bovo a Pove del Grappa nel Vicentino per farci un improvvisato focolare, questo nel giorno di Pasquetta, ma hanno così provocato dei danni molto gravi a quello che è un patrimonio dell'umanità UNESCO.
I muretti a secco tengono in ordine le parti del Mediterraneo fino alle Alpi e sono loro, i muretti a secco, ad essere riconosciuti come un bene immateriale dell'umanità dall'UNESCO. L'Italia ne è piena, non solo al sud ma naturalmente molto anche a nord, molto nelle parti alpine. Il muretto a secco infatti con armonia riesce a unire semplicemente le pietre locali che vengono di solito tolte dai campi, tenere tutto assieme e sono messi uno sopra l'altro senza bisogno di malte, senza bisogno di leganti particolari. È un'arte immateriale che il mondo ci invidia. Quindi i muretti a secco da un anno sono un bene UNESCO, anzi sono un bene immateriale perché ad essere riconosciuta come patrimonio dell'umanità è proprio l'arte di costruirli, quel sapere tramandato da almeno 8 nazioni che si affacciano sul bacino mediterraneo, usati come rifugi per separare pascoli, per segnare e proteggere strade, un'armoniosa relazione tra uomini e natura, specifica l'Agenzia delle Nazioni Unite come motivazione. Uno dei problemi dei muretti a secco naturalmente è la manutenzione e il fatto che si perde la possibilità di imparare a farli, perché scompaiono gli artigiani, quella cultura immateriale che ha fatto sì che per secoli, se non per millenni, si sapesse come farli i muretti a secco. Ora è una rarità, è per questo che è estremamente grave che vengano distrutti dall'incuria e dal vandalismo. Uno dei tanti vandalismi è accaduto a Pasquetta all'eremo di San Bovo sopra Bassano. Un gruppo di vandali ha smontato un muretto a secco per farne la sede di un fuoco, magari per grigliarci le costicine. Immagini inviate da un telespettatore indignato. I vandali, senza saperlo, hanno attaccato un bene UNESCO. Il grande pericolo che a un certo punto, quando ci dimenticheremo l'arte dei muretti a secco, non ci resterà altro che fare così, delle colate di cemento e, come potete notare, francamente non è la stessa cosa. Drammatica la scena che si è trovato di fronte un veterinario di Camisano Vicentino. Un ragazzo di Fontaniva si è infatti presentato con il suo cane ferito da una freccia che gli aveva trapassato il collo. Fortunatamente l'animale è stato salvato. Quando sono arrivato in clinica mi sono trovato questo cane con questa freccia che passava completamente tutto il collo del cane. Una scena incredibile. Al veterinario in un primo momento sembrava impossibile fosse accaduto veramente e invece Aaron, questo è il nome del meticcio di 2 anni di circa 20 kg, simile a un Amstaff, aveva davvero una freccia lunga una quarantina di centimetri infilata nel collo. Andava sotto in profondità. È arrivata praticamente a mezzo centimetro dalla colonna vertebrale delle radiografie che abbiamo fatto. Sotto shock il proprietario, un giovane di Fontaniva, che ha esternato sui social tutta la sua rabbia e che solo quando ha saputo che l'operazione chirurgica durata circa 2 ore era andata bene si è tranquillizzato. Camminava da solo e il poveretto urlava dal male. A qualsiasi movimento faceva urlava, quindi si è provveduto subito a sedarlo in modo tale da tenerlo tranquillo e togliergli il dolore. Per il veterinario c'erano pochi minuti di tempo per decidere il da farsi. Abbiamo sedato l'animale, l'abbiamo anestetizzato e poi abbiamo intubato e abbiamo fatto la chirurgia. È stato un po' complicato estrarla perché aveva una punta particolare, quindi non si riusciva a sfilare. L'abbiamo tagliata, poi abbiamo sfilata e poi sono stati ricuciti tutti i muscoli superficiali e profondi a livello cervicale. La posizione della freccia era pericolosissima, per non parlare dell'emorragia dai fori sul collo quando è stata estratta. Il povero Aaron ha rischiato moltissimo. Sicuramente di morire, perché mezzo centimetro più sotto prendeva la colonna vertebrale e sarebbe morto. In sede operatoria ha delle emorragie importanti, però sono state stagnate tutte e quindi è andato bene. Un episodio simile a questo veterinario era già accaduto 10 anni fa, anche se in quel caso la freccia aveva leso organi vitali, ma il cane si era salvato. Ora per Aaron basterà qualche giorno di convalescenza, ma già alla sera scodinzolava e stava meglio. Il proprietario ha spiegato al veterinario come è accaduto l'incidente. Dice che gli è scappato durante la notte e poi il cane è ritornato a casa la mattina con questa freccia sul collo. Immagini del genere devono scuotere le coscienze. Una tale violenza non può essere accettata. Della cattiveria e ignoranza dell'uomo non possono essere vittime poveri animali indifesi. È stato uno stupore e un po' di rabbia sicuramente verso queste persone che nel 2019 ancora fanno queste atrocità. Vi ricordo l'appuntamento stasera con 20:10, si parlerà di ambiente e mobilità sostenibile con il senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria al Senato, insieme ad Alessandro Manera, assessore all'ambiente del Comune di Treviso.
Con il Veneto ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di tempo ancora piuttosto perturbato sulle nostre regioni, anche se non mancherà qualche pausa più asciutta. Ma vediamo il dettaglio di mercoledì 24 aprile. Sul Veneto sarà instabile con piogge e temporali piuttosto frequenti, alternati a maggiori schiarite soleggiate, possibili soprattutto sul veneziano e sul rodigino. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime comprese invece tra 16 e 22 gradi. Sarà un mercoledì bagnato anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, ma non si esclude anche qualche pausa maggiormente asciutta. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime oscillanti tra 17 e 20 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. I temporali saranno più probabili sui settori meridionali, mentre sui confini alpini sarà più stabile, anche con qualche momento più soleggiato. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 20 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.